Sempre meno giovane, sempre più anziana, anzi la più anziana del vecchio continente. Secondo i dati Eurostat del 2024, per il secondo anno di fila la Liguria è la regione con l'età mediana più alta in Europa, 52,3 anni. Un primato che fa coppia con quello del 2023 e che guardando i dati potrebbe ripetersi anche nel futuro. Dal 2020 al 2024, infatti, l'età mediana della popolazione ligure è aumentata di quasi un anno. L'età mediana divide la popolazione in due metà perfette, metà dei liguri residenti ha quindi meno di 52,3 anni, mentre l'altra metà ne ha di più. La notizia porta con sé alcuni spunti di riflessione. L'aumento dell'età mediana è legato all'aspettativa di vita e alla sua qualità. Si vive meglio e più a lungo rispetto al passato e ciò produce la crescita del numero di anziani nella popolazione. Allo stesso tempo, l'innalzamento dell'età media significa la riduzione del numero dei giovani, causata principalmente da due fenomeni, il calo delle nascite e l'esodo verso altre regioni o stati. Se guardiamo i dati Eurostat riferiti alle province, Savona è quella con l'età mediana più alta in Italia, 53,2 anni, rientrando nella top 30 europea. Il fenomeno colpisce soprattutto alcune aree. L'entroterra ligure è tra i territori più svantaggiati. Lo spopolamento sistematico delle aree interne porta ad amplificare l'invecchiamento della popolazione. Di fronte a un processo che sembra ormai irreversibile e che condiziona tutta la popolazione italiana, le riflessioni si dovrebbero concretizzare in un piano nazionale per cercare di sostenere i giovani e allo stesso tempo rafforzare i servizi per gli over 75, il cui numero salirà drasticamente nei prossimi anni.